38.000 dosi a settimana e come da previsione i vaccini vengono distribuiti alle ULSS. Nel corso del punto stampa quotidiano la dottoressa Russo ha spiegato caratteristiche e modalità. La prima fase è l'offerta della vaccinazione agli operatori sanitari e agli ospiti e agli operatori delle strutture residenziali e poi anche a quella parte, diciamo, di popolazione fragile. Per gli operatori sanitari ad oggi l'adesione è del 90%. Chi non si è presentato sarà richiamato, ma specifica Russo non c'è obbligo. La seconda fase riguarderà la popolazione generale. Abbiamo gli ultra ottantenni che sono circa 360.000, quindi cominceremo ad invitare con invito che spediamo a casa tutti questi soggetti. Poi naturalmente fino ai soggetti sotto negli 80 anni, dai 79 ai 70. Poi la fascia dai 69 ai 60 anni. Se arriveranno vaccini per tutti gli scaglioni, queste tre fasce saranno vaccinate contemporaneamente. E insieme ai sessantenni l'obiettivo è di inserire anche gli appartenenti ai servizi essenziali come farmacisti o forze dell'ordine. Per chi non potrà muoversi, anziani o disabili, ci sarà la somministrazione a domicilio. Ma in che cosa consiste il vaccino? Il vaccino presenta un'efficacia molto elevata, pari al 95%, non presenta il virus vivo, quindi non ha nessuna possibilità di far replicare il virus nell'organismo del soggetto vaccinato. Dopo 7-8 giorni dalla prima dose si attiva la prima risposta immunitaria, una risposta immunitaria molto alta che può arrivare fino al 70%, ma che poi tende nel tempo a decadere. Proprio per questo, per evitare che questa risposta decada, si fa al 21° giorno la seconda dose. Per quanto tempo lo scopriamo via via. Dipende da quello che appunto sarà la fornitura anche per le settimane di febbraio e marzo, quindi noi andremo avanti il più possibile con le prime dosi se abbiamo garanzia di avere già le seconde dosi con i primi che abbiamo vaccinato. Quindi è un'organizzazione al momento legata esclusivamente al numero di dosi.